Eder. Mech. Pallister. Il giudice ha disposto nuovi accertamenti. Vediamone 10, punto per punto. 1. L'esecuzione di una nuova consulenza medico-legale, previa verifica sull'utilità di una riesumazione del cadavere di Liliana Resinovic. 2. L'effettuazione di nuove analisi sui tabulati telefonici in uso a Sebastiano Visintin, Claudio Sterpin, Fulvio Covalero, Piergiorgio Visintin e tutti i soggetti attenzionati nell'indagine. L'obiettivo degli inquirenti è verificare gli spostamenti di tutte le persone entrate a vario titolo in questa vicenda. E naturalmente anche i movimenti della vittima. Il giudice ha infatti chiesto che vengano esaminati tutti gli account emersi dai vari dispositivi in uso a Liliana, comprese le email, che nessuno ha mai ispezionato. 3. Ha disposto la verifica delle celle telefoniche che ricoprono l'area del ritrovamento del cadavere e l'analisi del traffico di cella. Lo scopo è verificare quali utenze hanno agganciato il luogo del ritrovamento del cadavere. 4. Il magistrato ha inoltre chiesto l'acquisizione forense della GoPro, la piccola telecamera che Sebastiano montò sulla sua bicicletta e che usò la mattina della scomparsa della moglie. 5. Chiarimenti sul perché l'orario dell'impianto videosorveglianza della scuola di polizia, la strada da cui è passata Liliana prima di sparire, è stato spostato di 5 minuti. 6. La verifica dei filmati registrati dalla telecamera di un autobus che avrebbe ripreso la pensionata in piazza Gioberti. Anche qui vanno chiariti i criteri con cui è stato stabilito l'orario preciso. 7. Un esame genetico sul DNA isolato sul cordino che stringeva le buste di plastica trovate sul cadavere e sul DNA rinvenuto sugli slip della vittima, sotto le sue unghie e sulla bottiglietta di plastica che aveva in borsa. 8. Un raffronto tra il segmento di DNA denominato A con quello di Fulvio Covalero e Piergiorgio Visintin. La comparazione è già stata fatta con Visintin, Sterpin e Salvatore Nasti, senza riscontri. 9. Un esame comparativo tra l'impronta guantata in trama di tessuto rinvenuta sulle buste nere che avvolgevano il corpo di Lilli e i guanti degli operatori, in modo da stabilire se appartengano a loro. 10. L'esame degli abiti indossati da Liliana al momento del ritrovamento, ovvero una giacca a vento, una maglietta, un paio di pantaloni, dei calzini e le scarpe. A breve arriveranno i primi risultati di questi esami. Si potrebbe così riscrivere l'intera storia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.